Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione della 64esima edizione della sfilata dei carri allegorici di Cavarzere. È un grandissimo onore, un grandissimo piacere per noi ospitarvi oggi ed aver organizzato questa conferenza stampa per una manifestazione che è arrivata di fatto alla sua 64esima edizione e che abbiamo ritenuto opportuno continuare a dar voce, insomma a dar visibilità a questa iniziativa che si è tramandata negli anni. Molto spesso si parla di una serie di iniziative che possono essere culturali, che possono essere legate al mondo sportivo, che possono essere legati al mondo del terzo settore, che negli anni vengono riproposte sia per valorizzare, sia per tutelare, sia per rilanciare il territorio, ma soprattutto in questo periodo, nell'ultimo mese e nei mesi che verranno, moltissimi comuni sono impegnati, anche attraverso il preziosissimo aiuto e contributo delle varie Proloco, all'organizzazione di manifestazioni come questa, che per il nostro territorio non sono solamente dei momenti, insomma, di socialità, di divertimento per quello che sono le proprie comunità, ma è anche viene data anche un'opportunità e sono un volano per creare quel, chiamiamolo turismo di prossimità, che permette poi ai visitatori non solo di far parte, quindi godersi l'ambiente e il divertimento che queste manifestazioni propongono, ma anche la possibilità di conoscere le città e i comuni che ospitano questo tipo di manifestazioni. È questa una manifestazione che tra l'altro ha il patrocinio della Regione del Veneto, è organizzata appunto dalla Proloco, ha il patrocinio del comune di Cavarzere, e quindi questo fa capire l'importanza e la rilevanza della manifestazione stessa, che riesce ad attrarre più attori, riesce ad attrarre più componenti nell'organizzazione e nella promozione dell'evento stesso. Io in merito inviterei qui per un intervento la Presidente della Proloco Cavarzere, Lina Ligoni. Grazie. Allora, mi presento, sono la Presidente della Proloco di Cavarzere, Figonilina. Ringrazio il consigliere Baldan per la presentazione, ringrazio la Regione Veneto per questa finestra che ci propone e che ci dà la possibilità di dare come si dice, una finestra alla nostra manifestazione. Ringrazio il sindaco di Cavarzere e il nostro assessore che hanno proposto questa conferenza stampa che darà più visibilità alla nostra manifestazione, che è il fiore all'occhiello della Proloco e anche del nostro paese, perché è la manifestazione che richiama più persone in paese, che coinvolge tantissime associazioni, coinvolge il territorio, coinvolge le attività produttive. E per noi diciamo, è anche la nostra manifestazione più elaborata, perché cominciamo a settembre diciamo, a elaborare i carri, io la chiamo così, nel senso che li contatti, che devi cioè, contattare i carri, preparare la manifestazione, anche coinvolgere le attività produttive per cercare fondi. Insomma, è una manifestazione molto laboriosa. E naturalmente quando alla fine abbiamo un riscontro molto positivo, come sempre succede che il nostro paese si riempie di tantissime persone che vengono anche dai paesi limitrofi, naturalmente è per noi una soddisfazione, anche perché le associazioni di volontariato come la Proloco vivono di gratificazioni, noi facciamo volontariato e di questo viviamo. Da qualche anno
abbiamo attivato una scommessa con i nostri diciamo temerari, perché siamo stati abbastanza temerari. Abbiamo incominciato a fare un'attività cioè i carri in notturna, perché che sarebbero dei serali. E è stata una scommessa vinta, perché siamo riusciti, anche perché sono spettacolari e naturalmente attirano molto di più nel territorio, perché il nostro territorio è una delle poche realtà che attira, cioè che fa questo tipo di attività. E i carri di sera sono spettacolari, cioè vedere un carro di giorno e uno di sera ha un impatto visivo spettacolare completamente diverso. E diciamo in pratica appunto è stata una scommessa vinta. Infatti ringrazio, perché diciamo la verità, abbiamo tante critiche alle spalle, invece alla fine abbiamo avuto ragione. E cosa dire, che è una manifestazione che appunto è arrivata alla 64esima edizione, però è anche un po' più antica, perché quando abbiamo fatto la ricerca del 60esimo, che abbiamo fatto un po' di ricerca storica dei carri, ci siamo resi conto che ci sono delle fotografie, degli articoli di ancora del 54-55, vuol dire che nel frattempo magari è stata un po' interrotta, ripresa, però ha delle origini veramente molto antiche, insomma. Ecco, di conseguenza è una nostra peculiarità e anche è una tradizione da continuare a mandare avanti. Ecco. Noi la leghiamo sempre alla sagra di San Mauro, perché è un aiuto, in pratica una sinergia, perché le sagre purtroppo negli anni tendono un po' a chiudersi, cioè con la sinergia dei carri in pratica aiutiamo anche sì, in pratica a rivivere queste sagre. E niente, dopo noi abbiamo ogni anno cerchiamo di inserire qualcosa di particolare per attirare la curiosità, a volte le ballerine naturalmente brasiliane. Quest'anno, e non è la prima volta, portiamo delle figure un po' particolari, chiamate i demoni dei boschi, ma che in pratica sarebbero i Krampus, però siccome il Krampus non può operare fuori diciamo, da certi schemi, e allora si deve chiamare in un'altra maniera, però sono le maschere dei Krampus. Ecco. È una tradizione che certamente non è nostra, però è una curiosità, conoscere anche le curiosità di altri paesi, penso insomma che sia, e sono anche molto particolari e molto d'impatto. E allora io alla fine invito tutti a venire al nostro carnevale. Penso che ci sarà, abbiamo circa una ventina di carri, sarà una manifestazione molto imponente, molto importante. E niente, vi invito, speriamo nel tempo, facciamo la danza del sole perché abbiamo visto qualche gocciolina, però vi aspettiamo. Lascio la parola al nostro sindaco. Grazie, prego sindaco Pierfrancesco Munari. Io nel frattempo, prima che il sindaco prende posto, approfitto ancora una volta per ringraziare l'impegno dell'amministrazione, che non è assolutamente una cosa scontata da parte del sindaco Munari, da parte anche dell'assessore Mattia Bernello, perché comunque anche da parte delle amministrazioni serve impegno, serve dedicare tempo, serve talvolta anche trovare risorse dove è necessario, e serve soprattutto creare un dialogo con il mondo dell'associazionismo del proprio territorio, che non è mai una cosa scontata. Quindi prendo l'occasione per ringraziare ulteriormente, oltre al lavoro delle Proloco, che in questo caso è basilare, essenziale, necessario, anche alle amministrazioni come la vostra che credono a questo tipo di iniziative. Grazie Sindaco.
Grazie, sono io che ringrazio lei consigliere, così come ringrazio anche la consigliera Vianello qui presente e tutto il Consiglio regionale per averci dato questa opportunità di portare questa manifestazione in una vetrina che è sicuramente superiore a quella locale. E ringrazio ovviamente tutti i partner fondamentali nella realizzazione di questo evento, da chi ci ha dato il patrocinio, ad esempio la Regione, ma la Città Metropolitana e ovviamente tanti main sponsor, ma soprattutto anche, come diceva il consigliere Baldan, tutte quelle realtà che supportano sia con forza lavoro ma anche economicamente questo tipo di iniziative. Noi sappiamo che gli enti locali, soprattutto i comuni, hanno sempre più difficoltà di risorse, di parte corrente, e quindi la parte corrente è quella che va a alimentare tutta una serie di iniziative e di manifestazioni, ad esempio quella che stiamo promuovendo oggi, e quindi l'impegno che ci mettiamo noi come amministrazione va sicuramente unito all'impegno delle realtà locali che supportano questo tipo di iniziative. Diciamo che la Presidente della Proloco ha già detto molto di questa manifestazione, 64esima edizione dal 54 che è presente nei nostri archivi storici e fotografici, sinonimo che è una manifestazione che ha sempre avuto un grande successo. L'idea di farla in notturna è venuta a questa amministrazione e ovviamente ringrazio l'assessore Mattia Bernello che tanto si è speso per promuovere questo tipo di iniziative e, come diceva la Presidente della Proloco, è stata una scommessa vinta. Purtroppo molto spesso accade che quando si cambia una consuetudine c'è sempre chi si lamenta, c'è sempre chi invece ritiene di non dover cambiare, lo vediamo in tanti settori, anche quelli che ci metteranno a dura prova tra qualche giorno. Però, come diceva prima, è stata una scommessa vinta perché la manifestazione serale, al di là che è molto più raro trovarle, perché le manifestazioni di carri allegorici di solito sono fatte di giorno, ha dato da un certo punto di vista una curiosità da parte della gente, non solo dei paesi limitrofi, ma anche da tutta la regione del Veneto che sono giunti a Cavarsere, e quindi ha creato l'unicità che credo sia la cosa più importante. Quindi sono convinto che anche questa edizione, la 64esima che si svolgerà sabato 21 marzo, sarà un'edizione di successo. Invitiamo ovviamente tutti gli amici che ci stanno guardando, ma anche insomma quelli che sono stati raggiunti dalla campagna informativa e promozionale che abbiamo portato avanti, a venire a Cavarsere. Prima il consigliere diceva che le nostre tradizioni sono fondamentali, noi riteniamo da rappresentanti del territorio che rappresentino la nostra identità, rappresentino la nostra comunità, i nostri territori, e quindi saremo sempre i primi, con le difficoltà, ovviamente con contraddistinguo gli enti locali, ma a sostenerle e a supportarle. Quindi non mi resta altro che unirmi al coro della Presidente della Proloco di invitare tutti voi a partecipare, a vivere Cavarsere, a vedere Cavarsere, a conoscerla, perché abbiamo delle peculiarità e delle specificità uniche del nostro territorio, così come tutto il nostro meraviglioso territorio veneto, e quindi può essere anche unire un dilettevole, che è quello di partecipare ai carri, a un utile di conoscere un territorio che magari è un po' distante dal centro, chiamiamolo regionale, che può essere rappresentato da Venezia, ma che ha delle specificità uniche, e ovviamente da sindaco deve essere il primo sponsor del mio territorio. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco Pier Francesco Munari. Chiamerei qui su palco per un intervento l'assessore Mattia Bernello, al quale insomma ribadisco e mi congratulo ancora per credere in questo tipo di iniziative che valorizzano la vostra bella Cavarsere. Insomma, io quando vengo dalle vostre parti vengo sempre molto volentieri e non mancherò ovviamente alla sfilata dei carri, quindi è anche un modo per invitare chi ci sta ascoltando insomma a partecipare insomma a questa bellissima iniziativa. Tanto buongiorno a tutti, io devo ringraziare in primis l'amico e consigliere regionale, nonché anche vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Matteo Baldan,
ringrazio anche la consigliera Vianello, che è qui presente con noi, il mio sindaco e anche la presidente Figoni. Oggi voglio solo ricordare, io 2 cose, perché ormai è già stato detto tutto, di questa manifestazione. Però voglio ricordare, questa è anche la prima conferenza stampa per Cavarzere, vera e propria, grazie ovviamente anche a te Matteo, per poter promuovere iniziative di questo tipo. Sembra una cosa banale e scontata, ma non è così. Anche gli stessi patrocini, ricevere un patrocinio dal comune ci sta, ma ricevere anche il patrocinio dalla Regione Veneto e anche dalla città metropolitana di Venezia significa che noi stiamo proponendo delle manifestazioni comunque di qualità, stiamo proponendo delle manifestazioni che comunque corrispondono a quei valori che la Regione si può riconoscere nelle nostre tradizioni. E a questo quindi va ovviamente il plauso mio, ma anche penso di tutta l'amministrazione della città per questa lodevole iniziativa, e qua vi strappo già una promessa a entrambi i consiglieri che vi vedo presenti: ne faremo tante altre, perché il prossimo anno sarà anche i 65 anni, Ecco. Matteo preparati, ecco. Dopodiché comunque i 64 anni, faccio un appunto anche su questo. 64 anni significano, noi che magari appunto lavoriamo a stretto contatto con le associazioni, sono 64 anni di riunioni, 64 anni di incontri, 64 anni quindi anche di richieste e 64 anni anche di progetti, quindi sulla sicurezza, che qua bisogna ringraziare sicuramente la protezione civile, le forze dell'ordine, polizia locale, che aiutano anche in questo. Però appunto sono 64 anni di volontariato, quindi questa è stata un po' una giornata che ho voluto pensare assieme al sindaco e anche a Matteo, di ringraziare te Lina nella tua figura come di presidente, ma anche appunto tutto lo staff che dietro e negli anni sono coloro che ti danno anche la forza di poter partecipare, che tra l'altro oggi non sono venuti tutti del direttivo perché stanno già preparando anche un pranzo sociale a Cavarzere per domenica, quindi sono sempre all'opera. Quindi ecco, questo è solo un modo per ringraziare voi e del vostro impegno per Cavarzere, quindi veniteci a trovare, perché comunque ogni anno i carri a Cavarzere richiamano migliaia di persone e questo penso fosse il modo migliore per ringraziarvi. Grazie. Grazie Assessore. Insomma, in conclusione non mi resta che mi permetto di estendere il vostro invito, ribadendo insomma che io sarò sicuramente presente, credo anche la consigliera Vianello, perché è una parte del territorio della provincia, della nostra provincia, che ha, e anche all'interno del contesto regionale, che ha molto da offrire, e ogni occasione di questo tipo torna davvero buona per portare insomma visitatori e veneti non solo a visitare la vostra città. Vi ringrazio ancora e non possiamo insomma a questo punto che partecipare ai carri allegorici in notturna, è giusto specificarlo, di Cavarzere. Grazie ancora.